è una presentazione Caldo Aroma Distributori Automatici, leader nel settore da 30 anni nel vending aziendale, adesso anche nelle famiglie, con cialde di propria produzione e un'ampia scelta di caffè solubili. Chiama il numero verde 800 715 121. Benvenuti ad In Fondo, benvenuto a Matteo Quero, consigliere provinciale del Partito Democratico. Grazie della disponibilità ad essere qui perché la scorsa settimana il suo nome è tornato ad aleggiare in Sala Bernarda, anzi in Consiglio Comunale spostato a Palazzo Nievo, ed è tornata a fare notizia, una vicenda oramai datata. Torniamo all'agosto di 2 anni fa, quando lei si rifiutò di sottoporsi all'alcol test, con tutto quello che poi ne seguì. Però il suo nome è tornato fuori nell'ambito di un'interrogazione presentata da un esponente, da un consigliere comunale della Lega Nord, nell'ambito di una ordinanza antiprostituzione. Era uscita la voce, ma un ex assessore era caduto nella rete di quella ordinanza. Il nome durante la seduta del Consiglio non è mai stato fatto, il nome però è uscito per aggregazione sugli organi di stampa e non è la prima volta. Si è arrabbiato? Ma intanto buonasera a tutti. Guardi, io, direttore, nella mia attività politica io sono abituato a metterci la faccia. Vedo che i miei avversari non fanno altrettanto, non citano fatti, non citano nomi, cognomi. È un metodo che non mi piace, quello dell'insinuazione, è un metodo mafioso. Io sono qua, eccomi qua. Si è sentito chiamato in causa da quel... Francamente no. Non mi sono sentito chiamato in causa per anche se non è stato chiarito, il sindaco ha anche chiesto ditemi il nome a cui fate riferimento, oppure potrei anche pensare di adire le vie legali per difendere l'onorabilità dell'amministrazione e della giunta in particolare. Guardi, io non mi sono sentito chiamato in causa per una semplice ragione. Come dissi ai miei conoscenti quando accaddero 2 anni e mezzo fa i fatti, io sono stato fermato in una zona ad alto tasso di prostituzione, e di questo ne parlate voi giornalisti nelle cronache. Ma, come ho detto loro e come adesso vorrei dire a tutti i vicentini, io non ero a prostitute, non sono mai stato a prostitute. È una verità la mia che è anche confermata dai fatti, ovvero come mi hanno fermato e mi hanno fatto la multa per il mancato alcotest. Mi permetta, ricordiamo, lei fu fermato vicino alla rotatoria nel quartiere di San Lazzaro, che è notoriamente ad alta densità di Stavo andando a casa dopo una cena. Non abito a 90, per cui devo fare quella strada lì. Sono doppiamente sfortunato. Va bene, sono stato fermato, mi sono rifiutato di fare un alcotest. Siccome era vigente l'ordinanza Variati, se mi avessero trovato in compagnia di una prostituta avrebbero dovuto elevarmi una sanzione pari a 500 euro. Bene, io non ho mai avuto né menzione né sanzione, cioè non sono mai stato multato. Di che cosa stiamo parlando? La sua vicenda, peraltro, che era legata al fatto di non aver accettato di sottoporsi all'alcol test, si è anche chiusa. Certo che si è chiusa. Io sono un uomo un laico che crede nella giustizia. La giustizia è sottoporsi alla stessa, accettare le regole e accettare anche le conseguenze. Io mi sono sottoposto, ho accettato le regole, ho accettato le conseguenze, sono stato adeguatamente punito, e però ho anche pagato il mio conto con la giustizia e l'ho pagato in modo molto salato. Anche economicamente? Molto, molto. A me è stata confiscata un'auto che quando ho comprato neanche un anno prima ho pagato 32.000 euro. Ho finito di pagare le rate il mese prima della confisca, o meglio del fatto di essere andata all'asta. Ho finito le rate a febbraio, a marzo me l'hanno messa all'asta. Ho pagato 3.280 euro di multa, ho pagato un anno senza patente, ho dovuto rifare gli esami perché c'ho anche la patente del camion, per cui ho dovuto reimparare a guidare il camion. Un anno senza patente è pesante,
però ho imparato ad apprezzare molto la bicicletta, Sì, io a piedi, e gli autobus, le FTV e gli amici che mi davano ogni tanto un passaggio. Io non so se lei ha fatto, io mi sono direttato a fare 4 conti, non credo di svelare nulla di particolare quando dico che lei abita a Monte di Malo, Certo. che ha l'attività a Torre di Quartesolo. Certo. Non ho fatto il conto di quanti chilometri ha fatto in bicicletta, però circa in salita, visto che da Malo a Monte di Malo c'è una bella rampa, ho fatto il conto che ha fatto un migliaio di chilometri in Guardi, salita. io il conteggio non l'ho fatto, però glielo dico in vicentino, Gobusà bicicletta elettrica, quindi questo è il fatto, purtroppo. Lei ritiene che qualche suo avversario, collega politico di altro partito comunque ci giochi su questa area dove lei è stato fermato, cioè che lei ha risposto, è stato accusato, ha risposto per il tema del no alcol test, ma loro ci giocano sul tema dell'antiprostituzione. Ma guardi, loro possono fare quello che Tra l'altro, per vogliono. attaccare lei o per attaccare Variati? Ecco, io ho l'impressione di essere stato semplicemente uno strumento per attaccare Variati. Io ho molto lavorato per la campagna di Achille Variati, sono stato molto contento di essere stato nominato assessore, mi sono buttato anima e corpo dentro questo assessorato. In 100 giorni credo di aver dimostrato alcune cose. Ad esempio, voglio ricordare ai vicentini che avevamo la basilica chiusa in restauro, tutti i luoghi palladiani nei 500 anni chiusi, con una progettualità, sono stati riaperti, è andato tutto esaurito il cantiere della basilica per ben 2 volte, è stato messo un telone con delle immagini di Vicenza da 500 metri quadrati, uno dei più grandi d'Europa. La stessa Manuela Dal Lago, capogruppo della Lega, mi ha fatto i complimenti in Consiglio Comunale. Sul mio operato, che è stato notevole, nessuno ha avuto niente da dire, perché era un operato chiaro di uno che voleva una città aperta. Lei peraltro si è dimesso. Tornando indietro, Sì. Oggi si dimetterebbe? Certo. Sì, era l'azione Io giusta. ho una dignità. Sono una persona, anche se allegra, esuberante, piena di verve, quello che mi dicono, rompiballe, scusate il termine, per chi mi è avversario politico, però sono una persona seria. Non solo per gli avversari politici. No, lo so, anche per altri, ecco, certo. Sì. Peraltro lei in comune c'è anche tornato dopo le dimissioni con una sorta di incarico che Variati le diede 2 anni fa per la programmazione estiva di Campomarzo, che si rianimò, devo dire anche la verità. Poi non è più rientrato anche perché insomma qualche frizione con qualche suo ex collega di giunta c'è stata. Io posso dire frizione, posso dire gelosia, non so, perché non Ma c'era. guardi, io non... Allora, faccio parte di un partito dove la discussione politica è accettata. Ho già capito. E forse fin troppo, però ci sono state delle idee politiche diverse ed è giusto rispettare chi è al comando. Io rispetto molto i miei colleghi, i miei ex colleghi. Certo. Li rispetto e accetto le loro analisi e conseguenze politiche. Noto che in altri partiti ultimamente non si può nemmeno essere un po' discordanti. Vabbè, i leninisti sono sempre... Allora, il suo nome è tornato a Palazzo Trissimo appunto con la questione Campomarzo. C'è ritornato aleggiando sempre, perché spesso aleggia intorno a Palazzo Trissimo, anche quando Variati ha riallargato la giunta. Dico una cosa falsa? No. È vero No. che ha volato lì in cima? No, io non ho volato, no, guardate, purtroppo ho una stazza che non mi permette di volare. No, mi è stato chiesta una mia eventuale disponibilità. Di fronte al sindaco della città di Vicenza io non sono nessuno per opporre dei rifiuti. Una volta tornato a terra dopo quest'ultimo volo in cima a Palazzo Trissimo, questa ipotesi di cui avevamo scritto anche noi era vera, insomma, Variati secondo me ogni tanto torna su questo tema, se si è fermato perché è stato osteggiato dai partiti
Ma una volta ritornato a terra si è di nuovo buttato a capofitto sul ruolo per cui è qua consigliere provinciale. Grande stimolatore, grande rompi, qualcuno può dire, anche a Palazzo Nievo. Anche sull'ultimo tema, quello legato al piano, al PTCP, il piano territoriale, lei ha sostenuto la tesi che sarebbe stato meglio, in virtù delle modifiche avvenute, una riadozione, quindi una ripartenza. Non è però perdere un anno e con una amministrazione, quella provinciale, che va verso l'ultima parte del mandato, significa probabilmente rinviare ancora una volta? No, guardi, sono state fatte delle osservazioni a questo piano. Ricordiamo ai telespettatori che è un piano che riguarda lo sviluppo urbanistico dei prossimi 20 anni della provincia di Vicenza. Non è una sciocchezza. È stato rivisto in larghissima parte, addirittura sono stati cambiati degli articoli. Le procedure dicono che viene mandato in regione con il rischio di vederselo far tornare indietro. Io ho lanciato una proposta tra maggioranza e opposizione, alla luce delle richieste dei cittadini e delle categorie economiche, di ripubblicarlo, un atto di coraggio politico, al fine di ripubblicarlo subito, metterlo a posto, 2 mesi di tempo per le osservazioni, un altro mese ormai siamo allenati, certo, per poter rispondere, andare in regione pulito. Non avevamo più il problema che tra 6 mesi magari ci ritorna indietro e allora siamo finiti. Il Presidente Schneck continua a dire: io sono quello che vuol fare le cose con questa logica, si continua a rinviare, No, il Presidente Schneck, lui fa le cose poche volte, perché la maggior parte delle volte, se lei guarda, lui alza le mani. Quindi, vabbè. Detto questo, però, attenzione, io non lo dico contro, certo, qualcosa, io lo dico per qualcosa. Facciamolo assieme, abbiamo le osservazioni, mettiamolo a posto, mandiamolo in regione pulito, non pasticciato com'è. Peraltro domani è anche previsto l'incontro tra Presidente Schneck, parte della Giunta e i rappresentanti delle categorie economiche, per chiarire anche quell'aspetto di quel lungo documento che le categorie economiche hanno presentato. A proposito di ruolo, c'è qualcuno che la vede come una sorta di emissario di Variati all'interno del Consiglio provinciale per stimolare gli interessi del comune? No. Guardi, direttore, lei un po' mi conosce. Sì. Io non ho né padroni, né padrini, né mandanti. E sa perché rompo? Perché penso con la mia testa. Sì. Io non faccio parte di cordate. Però mi faceva piacere far parte di una squadra. Nel Vicentino invece sono di moda le cordate. Io non faccio parte di nessuna cordata. Il suo rapporto con Variati, di stima, di collaborazione, quello è noto. Che discorsi sono? Ma questa è un'altra cosa. Quindi non c'entra nulla. A proposito di PTCP, l'inserimento, lei aveva anche detto, diamo una perimetrazione molto chiara a dove verranno realizzate le opere di difesa idraulica. Certo, io l'ho chiesto, è stato fatto per fortuna, perché sia prima dell'alluvione che immediatamente dopo avevo messo l'attenzione e focalizzato questo problema. È ancora a favore delle primarie? Il Torino, visto che l'hanno appena fatto. Sicuramente. Sì. Ottimo metodo per far esprimere la gente. Da grande in politica cosa vuol fare? Quello che sto facendo, mi sto divertendo. L'importante nella vita è divertirsi, direttore, anche se si rompe. Vedo che esibisce la con orgoglio. Con orgoglio. Vede che ce l'ho. Non mi sono fatto trovare impreparato, ha visto, non mi fatto trovare impreparato. Lo faccio perché sono figlio di un tarantino. Mia madre è nata da Addis Abeba, da genitori, uno friulano, l'altra di Argugliaro. Amo intimamente questo paese, lo amo così tanto che se vado in una qualsiasi regione italiana, la prima cosa che mi viene spontanea, ma proprio da dentro, dalla pancia, è cercare di prendere il dialetto. Veda un po' lei. Io ricordo di lei che forse la prima campagna elettorale che ha fatto l'ha fatto con un tour musicale con concertini jazz, è vero? Certo, la campagna per il comune? Per il comune, per il comune. Piccoli concerti io non jazz. ho fatto comizi, io ho fatto 4 concerti jazz.
Volevo finire con lei, a proposito di tricolore, di musica. Con un'altra cosa, Eh? ho fatto anche il permesso la prima volta, non sapevo nemmeno come farmelo, perché avevo adattato la Smart con le casse, l'ho fatto un po' alla Blues Brothers, andavo in giro ad annunciare i concerti con la musichetta. Volevo finire con lei facendole due domande molto, molto semplici. Vediamo se riconosci, io le leggo alcuni passaggi di due brani, di due motivi, vediamo se riconosci i titoli. Questo: o mia patria sì bella e perduta, o membranza sì cara e fatal, arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi, le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu. Questo Nabucco. è? Nabucco? Questo è il Va Pensiero. Il Va Pensiero. È preparato anche sul Va Pensiero, farà piacere. Vabbè, sì. No, la chiamano nel coro della Lega eventualmente, voglio dire. Ma guardi, Può essere, mi può sa essere. tanto No, che può la Lega essere, non ha può molta essere. voglia di chiamarmi. Vediamo se risponde esatto anche su questa. Uniamoci, uniamoci, l'unione e l'amore rivelano i popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincer ci può. Ma è l'inno nazionale. È preparato, quindi promosso in musica risorgimentale. Faccio anche la barba adeguata. Ho visto. Grazie a Matteo Quero, consigliere provinciale del PD, anche per la simpatia. A voi dell'attenzione. Con In Fondo ci rivediamo domani. Arrivederci. Arrivederci, grazie. È una presentazione Caldo Aroma Distributori Automatici, leader nel settore da 30 anni nel vending aziendale, adesso anche nelle famiglie, con cialde di propria produzione e un'ampia scelta di caffè solubili. Chiama il numero verde 800 715 121.